100 artisti in villa è una mostra collettiva che propone al pubblico 100 opere, 100 dipinti di 100 diversi artisti, e quindi non ci sono stati limiti di età, limiti particolari dal punto di vista delle tecniche stilistiche, se non il fatto che siano tutte opere di pittura, quindi va esclusa quella, come dire, quei filoni di pittura magari legati all'arte digitale, ecco, o installazioni eccetera. Sono tutti dipinti però molto diversi tra loro, e quindi è stato anche particolarmente difficile proprio l'allestimento di questa mostra, perché capirete bene che accostare dipinti di diversi autori, di opere molto diverse, cercando di trovare dei filoni che possono essere tematici. E quindi nelle sale, che troverete queste grandi sale appunto di Villa Contarini, ho cercato di tenere uniti magari i pittori astratti, oppure anche coloro che si dedicano alla figura umana, però la figura, ecco, anche quella nelle sue varie declinazioni, quindi il ritratto oppure l'immagine anche evocativa legata al corpo, alla figura proprio anche dal punto di vista carnale, ecco, e poi paesaggi, ecco, oppure anche dipinti legati al tema della natura. Quindi ecco, devo dire, ecco, un aspetto interessante poi di questa mostra è quello che in 100 opere, che è un numero importante, ecco, un numero quasi da padiglione della Biennale, anzi molto di più, perché spesso si è minimalisti, mentre qui siamo stati forse anche estremamente generosi nel numero, ecco, di questi artisti. E quello che si può vedere sono le tendenze attuali, quindi anche le tendenze ultime, perché molti di questi artisti sono proprio giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti, non solo di Venezia ma di altre città italiane ed estere, e quindi vedere proprio questi filoni, tra questi anche un nuovo tipo di pittura figurativa che definirei quasi pittura liquida, cioè una visione, una pittura figurativa, quindi che rappresenta la figura o il paesaggio o dei dettagli della natura, però con questa pennellata molto rapida, molto fresca, molto vivace, che tende a sgocciolare quasi, no? A creare questo effetto di grande rapidità esecutiva, e che molti di questi dipinti, ecco, li potrete vedere proprio nel percorso della mostra.